Buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, oggi martedì, quindi anche questa sera come ieri l'appuntamento di Ring dalle 21 con Ferdinando Avarino. Subito il sondaggio che lanciamo e che riguarda la politica, è uno dei temi emersi ovviamente al Congresso federale di Firenze. Più tardi rivedremo il servizio che abbiamo realizzato ieri con la Lega post congresso, ma il tema resta. Tra i temi resta questo: Vannacci, vice segretario della Lega, c'è questa ipotesi dopo il tesseramento, come sapete una ipotesi che ha messo un po' in subbuglio e mette un po' in subbuglio il carroccio del Veneto. Giusto che per voi che Vannacci possa diventare vice segretario della Lega? Sì, 0422 162 6691 oppure no? 0422 162 6690, chiamata come sempre gratuita, non preoccupatevi se sentite il telefono occupato perché il sistema registra la vostra scelta nell'uno e nell'altro caso, quindi non c'è una risposta di fatto alla telefonata, ma nel momento in cui fate uno o l'altro numero viene registrata la vostra scelta. Potete continuare come sempre per tutta la giornata a dire la vostra, e questa sera l'esito a Ring con Ferdinando Avarino. Allora, di politica parleremo fra poco, ma prima c'è la cronaca. Prima di collegarci con i nostri inviati sul territorio torniamo a parlare dell'omicidio di Fontana Fredda. Domani l'udienza di convalida dell'arresto di Roger Sciota, il 34enne albanese arrestato assieme al padre, come sappiamo, dopo aver ucciso a colpi di pistola il 43enne connazionale Vladimir Topiana a Fontana Fredda. Disposta l'autopsia sul corpo, nelle prossime ore il conferimento al medico legale. Papà e figlio arrestati erano entrambi dipendenti della ditta di costruzioni Ferracin di Orsago, ed è proprio al campanello di casa del titolare che il killer ha suonato a tarda sera chiedendo aiuto. Allora ricostruiamo e rivediamo la testimonianza anche di questo titolare a Orsago. Ma ti rendi conto quello che è successo? Sì. Non sapeva cosa doveva fare, in poche parole. Con tranquillità gli ho detto: sediamoci qua, parliamo un attimo e cerca di essere il più collaborativo possibile, di denunciare il fatto subito, e infatti l'ha fatto. La fuga di Roger Sciota, il 34enne albanese killer di Fontana Fredda, è terminata a tarda sera ad Orsago, quando a prelevarlo dall'abitazione dell'imprenditore Angelo Ferracin, suo datore di lavoro, sono arrivati i carabinieri di Vittorio Veneto, ai quali ha raccontato di aver sparato poco prima davanti ad un bar a un suo connazionale, un parente, il 43enne Vladimir Topiana, autista per una ditta di Porcia residente a Cordenons. Sciota, stravolto, ha suonato al campanello di casa di Ferracin, ammettendo quello che aveva appena fatto. È stato l'imprenditore, che il 34enne considera come un padre, a convincerlo a costituirsi e a chiamare il 112. Quali sono state le sue parole che lo hanno convinto? E niente, gli ho parlato come parlo sempre, come se fosse stato mio figlio, uguale, identico. Lui ha pianto? No, era molto era proprio triste, non è che abbia pianto. Roger è stato arrestato insieme al padre Pren, di 67 anni, anche lui dipendente di Ferracin. Il delitto è il culmine di una lite furibonda di cui andranno chiarite le cause, con la vittima che ha strappato a morsi l'orecchio del papà del giovane. A quel punto il 34enne ha esploso 3 colpi che hanno raggiunto il rivale alla testa, freddandolo all'istante e lasciandolo esanime a terra, come ha raccontato un testimone. In poche parole è arrivata una macchina, si sono un po' azzuffati tra i due, quello che è sceso cosa, e poi si sono sentiti 3 colpi di pistola d'arma da fuoco e questo è rimasto lì, morto all'istante. Una scena drammatica di fronte alla quale il figlio della vittima, un 17enne, è crollato in un pianto inconsolabile. Per Ferracin una violenza inspiegabile, quella di Sciota. No, veramente. Non ho mai avuto nessuno neanche segnale che potesse essere violento o altro, no. Un gran lavoratore. Sì, puntuale e molto aziendalista, nel senso, lui probabilmente è anche preoccupato che il giorno dopo non veniva neanche a lavorare, è venuto qua anche a dirmelo. Quasi a chiederle scusa. Sì, è un tipo così. Gli aggressori, padre e figlio, lavorano entrambi per l'impresa di costruzione di Ferracin da 3 anni. Già facevano il tipo di lavoro che io faccio e quindi erano anche già persone esperte, nel senso
capaci nel loro lavoro. E cosa svolgevano? Che mansione svolgevano? Uno è uno scavatorista molto bravo e l'altro fa il caposquadra. Il padre è il caposquadra? No, lui. Per Roger e Pren Shota l'accusa è di omicidio aggravato in concorso. Prima dell'arrivo dei carabinieri, il 34enne di Sacile, padre di 2 bambini, di cui una piccola appena nata da 4 mesi, ha chiesto un favore a Ferracin. Pensava alla sua famiglia? Pensavo alla sua famiglia, sì, mi ha detto che andassi a trovarla, che ha 2 bambini piccoli, ho detto quando sarà l'ora andrò. Cosa le ha chiesto? E di stare vicino ai figli, gli ho detto faccio tutto quello che è possibile. E poi l'altra vicenda di cui si parla in queste ore, la denuncia shock dell'assessore alle politiche sociali del comune di Dolo, che ha denunciato su Facebook un tentativo di stupro. E dire che non è successo niente perché non è riuscito a mettermi le mani addosso, quando io ho dovuto correre, chiudermi in macchina, vedere la mia macchina sacchettata, pugnata, presa a calci, sentirmi urlare scendi, vieni a letto con me. Ha cercato di staccarmi gli specchietti della macchina per non farmi fare manovre, non farmi uscire, e quando non è riuscito a togliere gli specchietti li ha coperti. Io mi sono ritrovata con la macchina per lungo la strada prendendo 2 carreggiate con lui che cercava di bloccare il traffico per non farmi andare via. Non mi si può dire che non è successo niente, era una furia. E io ce l'ho fatta perché sono stata veloce, perché la centralina della mia macchina ha continuato a restare chiusa. A distanza di circa 10 giorni è ancora sconvolta l'assessora alle politiche sociali del comune di Dolo, Chiara Giuliano, che ha subito un tentativo di violenza da un 55enne tossicodipendente del posto, seguito dagli stessi servizi sociali, non nuovo a episodi simili. La 33enne aveva deciso di non rendere pubblico il fatto, ma poi ha trovato la forza di farlo con un post sulla sua pagina Facebook per essere d'esempio ad altre donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare la stessa aggressione, cosa che invece Giuliano ha fatto, e grazie a questo il 55enne è stato arrestato e ora è in carcere. Prima di me non era mai stato arrestato perché non c'era mai stata una denuncia, e se qualcuno avesse denunciato probabilmente ora io starei bene. Quindi io invito con tutto il cuore chiunque dovesse vivere un atto di violenza, un atto persecutorio, una violenza domestica, una violenza psicologica, economica, ad andare a fare denuncia, perché poi le risposte arrivano, però dobbiamo essere le prime ad avere il coraggio, e mi rendo conto che non sia facile, perché io sto passando i 10 giorni più brutti della mia vita, però se non l'avessi fatto sarebbe peggio. Questa persona sarebbe ancora libera e io sarei terrorizzata di muovermi nel mio comune. Non è stato facile decidere di rendere pubblico il fatto, consapevole che sarebbero potuti arrivare i soliti commenti sgradevoli. Prima sono stata inondata da una marea di affetto, di amore e di stima, e poi sono arrivati i commenti di persone di cui io non ho idea che faccia abbiano, e le parole iniziano a cambiare. Iniziano decisamente a cambiare, iniziano ad essere violenti, iniziano ad essere volgari, a darmi la colpa. Ecco, io questa cosa qualche giorno fa non sarei riuscita a gestirla. Faccio ancora fatica, la mia voce trema perché fa male. Ma la volontà di avere giustizia ed essere d'esempio ad altre donne ha avuto il sopravvento. Molti messaggi di solidarietà manifestati dal mondo politico locale, dai consiglieri regionali del PD e 5 Stelle al primo cittadino di Dolo. E questa dunque la terribile vicenda. Peraltro Chiara Giuliano sarà una delle ospiti questa sera a Ring con Ferdinando Avarino, quindi torneremo a parlare di questa vicenda proprio con la diretta interessata, l'assessore aggredita a Dolo, Chiara Giuliano, insieme a poi altri ospiti: Claudio Borgia di Fratelli d'Italia, Niccolò Rocco di Azione, Vanessa Camani del Partito Democratico e Alberto Villanova della Lega per la parte politica. Ma vi ricorderò gli ospiti di Ring più tardi. Torneremo a parlare di violenza sulle donne fra pochissimo. Prima però andiamo a Mestre per tornare a parlare di sicurezza in città, o meglio insicurezza in città. Filippo Fois ci racconta di una rissa avvenuta nell'area di Via Piave con un papà aggredito davanti agli occhi della figlioletta. Buongiorno Filippo, insieme a Simone Merlo.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea dal tratto di Via Piave in cui è terminata l'aggressione per la quale è rimasto ferito un giovane padre tunisino. Siamo all'incrocio con Via Edmondo De Amicis. Più o meno nella direzione che adesso vi ha fatto vedere Simone Merlo si trova Via Felisati, che è il luogo in cui è cominciata la rissa, che poi si è conclusa a questo incrocio, Via De Amicis con Via Piave. Cosa è successo? Una famigliola stava rientrando a casa e erano circa le 20, stavano passeggiando non sopra il marciapiede, papà, mamma e una bambina in carrozzina, ma lievemente sulla strada. 2 persone sono passate in bicicletta, li hanno apostrofate malamente per il fatto che non occupassero il marciapiede. Bene, è bastato questo per scatenare la rissa. Le 2 persone sono smontate dalla bicicletta, hanno aggredito violentemente il padre, che è stato colpito anche con un ramo che è stato staccato da un albero. Quando la rissa si è conclusa eravamo proprio in questo punto, il povero tunisino a quel punto era una maschera di sangue, il posto si è riempito immediatamente di forze dell'ordine, gli aggressori naturalmente si erano dileguati. Non è un posto qualsiasi quello da cui vi stiamo parlando, perché quella che vedete qui alla mia sinistra è un centro culturale islamico che tra l'altro dovrà chiudere i battenti la settimana prossima, perché è arrivata una sentenza che ne impone la chiusura, e in quel momento il centro era aperto, c'erano diverse persone che stavano pregando. Noi tra l'altro sentiremo tra poco anche il responsabile della struttura, Amrat Abdullah, che dovrebbe arrivare qui tra pochi minuti. Gli aggrediti sono stati caricati dalle forze dell'ordine e portati in caserma, dove hanno sporto denuncia, però rimangono da fare 2 considerazioni. La prima è quella che ha fatto la signora, la moglie del cittadino tunisino, che è di origine russa, la quale ha detto: adesso ho paura perché le 2 persone che ci hanno aggredito sono 2 persone che io conosco di vista, che vedo spesso per strada, e a questo punto c'è una discreta paura di doverli reincontrare, o anche dopo il fatto che sanno che hanno sporto denuncia. E l'altra ci fa capire come purtroppo questa zona di Mestre, al di là degli episodi di spaccio, di aggressioni tra bande che si contendono le zone dello spaccio, al di là delle rapine, possa diventare una zona pericolosa anche per questi piccoli screzi che avvengono assolutamente per futili motivi, e che possono poi portare a delle aggressioni così gravi come quella che si è verificata ieri sera. Per cui diciamo che un ulteriore campanello d'allarme, una cartina al tornasole di quella che purtroppo è in questo periodo Mestre, in questa zona. Io direi che per ora è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Solo ieri avevamo raccontato di altre risse e atti vandalici proprio a Mestre. Eccoli, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di un'attività privata poco distante da Piazza Barche. Sono giovanissimi, ancora una volta protagonisti di atti vandalici e risse a Mestre. Tra sabato e domenica 2 gli episodi che si sono verificati a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Il primo nei pressi di Piazzetta Coin, il secondo alcune ore dopo in via Palazzo. E sabato verso le 11 di sera ero qua a fare una passeggiata con un mio amico, e c'era all'incirca 50 giovanissimi, dai 15 ai 17 anni all'incirca secondo me, che hanno seminato panico all'interno della città, vandalizzando le luci, e tirando calci ai cassonetti delle spazzature, prendendo a pugni i cassetti delle poste. Le forze dell'ordine sono intervenuti subitissimo, e ho visto 3-4 volanti dei carabinieri che sono intervenuti a sedare la rissa. Poi è venuta l'ambulanza e quindi hanno sedato la cosa. 3 le persone che sono state arrestate, ma rimane il problema del disagio giovanile che va affrontato. Li vedevo smarriti, li vedevo che facevano delle cose senza senso, senza motivo, nel senso, se vedo fare delle azioni, dietro l'azione c'è comunque qualche motivo, no? Quindi erano senza motivo che facevano queste cose qua, e gridavano, urlavano, spaccavano bottiglie di birre, come se fossero come dei zombie che andavano in giro a fare disastro. E quindi la cosa mi dispiace moltissimo, e vorrei vedere questi giovani che facessero altro, quindi si concentrano a divertirsi con lo sport, a fare delle cose sane, a fare delle cose ludiche, nel senso di stare in compagnia, di fare delle cose belle, non queste cose che comunque creano disagi e non li porta da nessuna parte.
Aulader, da poco entrato nel coordinamento cittadino e avvicinatosi a Fratelli d'Italia, da sempre attivo sul fronte della sicurezza in città. Io ho sempre combattuto per avere maggiore sicurezza in questa città, che è una città, diciamo, che è complessa, perché Venezia è una metropolitana veramente complessa da gestire, quindi cercherò io, insieme al senatore, insieme al coordinatore Giacomo Nazzellini, cercare di fare qualcosa di concreto. Allora, non so se abbiamo Christian Arboit. Sì, ce l'abbiamo, eccolo. Allora, c'è un altro episodio che invece riguarda Miane. Torniamo nella Marca trevigiana, molto particolare, un'auto data alle fiamme nelle scorse ore. Ci spiega tutto proprio Christian Arboit insieme a Tommaso Migotti. Sì Nicola, buongiorno. Un fatto molto grave, stiamo parlando anche con alcuni residenti che non se la sentono di comparire perché hanno anche paura. Questi gli effetti di una nottata davvero concitata. Siamo in via Cavallotto, all'ingresso della frazione di Campea, quindi in territorio comunale di Miane. Che cos'è successo? Le 2:30 del mattino i residenti, i condomini di queste palazzine sentono un boato tremendo, un boato che irrompe nel cuore quindi della notte, del riposo notturno, un boato fortissimo. Tutti scendono giù dal letto e vedono delle fiamme altissime, fiamme che stavano avvolgendo questa autovettura. Non resta praticamente più nulla di questa Porsche, parliamo di una Porsche che appartiene a una donna 61enne del posto. In quei frangenti parte anche un allarme, un'allerta da parte di un uomo 55enne, un artigiano di origine britannica, che rivendica anche il gesto, dice di averlo fatto per nervosismo perché quest'auto, questa Porsche Panamera, era sotto sequestro per tutta una serie di violazioni al codice della strada. Quindi dice: sono stato io, l'ho fatto io, però appunto la motivazione è di questa natura. Resta il fatto che questa Panamera, che questa Porsche è parcheggiata di fatto vicino alle tubature del gas, quindi veramente questa notte qui in via Cavallotto c'è stato il panico, autentico panico. Abbiamo parlato con un residente in particolare che dopo aver sentito il boato e dopo aver visto le fiamme ha mobilitato l'intero condominio. Tutti quanti si sono svegliati e sono corsi chiaramente ai ripari. Il 55enne di origine britannica è stato portato all'ospedale con ustioni lievi. Indagini sono in corso per capire le reali motivazioni del gesto, per capire se per caso ci sono altri motivi alla base di questa notte di autentica follia. E veramente poteva andare molto peggio e i residenti ancora sono sotto shock. Tanti non hanno più dormito questa notte. Tra l'altro pare che i rapporti tra vicini già fossero tesi e c'è anche una certa paura, questo lo possiamo dire noi, nei confronti di quest'uomo che già anche nel recente passato avrebbe dato dei problemi, però questa notte evidentemente si è superato il segno. Sono arrivati i vigili del fuoco, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ha evitato anche che potesse essere coinvolto in questo incendio anche magari potesse essere coinvolta una tubatura del gas. Quindi le indagini procedono. Per il momento, Nicola, con Tommaso Migotti da Campea di Miane ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. E un'altra notte di fuoco invece si è vissuta a Padova, l'incendio di una abitazione, e quindi vediamo com'è andata. 2 persone sono rimaste leggermente intossicate dalle esalazioni provocate da un incendio divampato nella loro abitazione in centro a Padova. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse con un'autopompa e un'autobotte dalla stazione centrale di Padova, hanno spento le fiamme divampate nel seminterrato di una palazzina in via Lubian intorno all'ora di cena.
sembra che il rogo sia stato provocato probabilmente da un guasto elettrico. Al momento dell'incendio, all'interno dell'abitazione c'era la coppia di proprietari che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e poi affidata alle cure del personale sanitario del SUAM 118. E poi momenti di paura sempre nel Padovano a Monselice, al McDonald's, un'auto che è finita contro l'area giochi per i bimbi. Ferita mentre stava giocando nelle giostrine dell'area giochi del McDonald's, è accaduto ad una bambina di 7 anni a Monselice. La piccola si stava divertendo quando all'improvviso un'auto in coda nella corsia d'uscita del fast food è stata tamponata da un'altra vettura ed è finita contro l'area giochi. Un pezzo della struttura si è staccato colpendo la bambina. Fortunatamente la piccola è rimasta ferita lievemente, ma l'incidente poteva avere conseguenze più gravi. La vettura, che ha perso il controllo, infatti è finita contro un gioco. Sembra che il conducente dell'auto abbia perso il controllo del mezzo dotato di cambio automatico mentre era in coda per ritirare i panini da asporto. Ci sono stati momenti di panico nel fast food affollato domenica sera all'ora di cena. Sul posto è arrivata l'ambulanza e la piccola è stata portata all'ospedale di Schiavonia per le cure. Torniamo a parlare di violenza sulle donne. Abbiamo sentito le parole di Chiara Giuliano, l'assessora di Dolo, che ha denunciato il tentato stupro e che, ricordo, sarà questa sera tra gli ospiti di Ferdinando Avarino a Ring. Le notizie, le vicende legate alle violenze e ai maltrattamenti che subiscono le donne purtroppo si moltiplicano. 2 casi che vi raccontiamo dalla Marca, uno a Zero Branco e uno invece a Treviso. Sorpreso e arrestato dai carabinieri in casa della nonna, malgrado il divieto di fare ritorno nell'abitazione di famiglia. Un 31enne di Zero Branco, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dai carabinieri per aver violato la misura cautelare che il Tribunale di Treviso aveva emesso lo scorso 10 marzo in seguito a una denuncia presentata proprio dalla nonna a gennaio. L'anziana aveva raccontato di continui maltrattamenti da parte del nipote che la minacciava e le faceva pressioni psicologiche. Al 31enne era stato per questo imposto l'obbligo di allontanamento dall'abitazione della donna e il divieto di avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati. Malgrado il braccialetto elettronico, ha infranto il provvedimento finendo ai domiciliari. Contrasto alla violenza di genere, obiettivo anche dell'ammonimento emesso nelle scorse ore dal questore Alessandra Simone nei confronti di un 42enne straniero che continuava a perseguitare l'ex fidanzata dopo la fine della loro relazione. La ragazza aveva denunciato continue ingiurie, minacce, danneggiamenti, appostamenti sotto casa. Le indagini della polizia hanno confermato il quadro. Non accettando la separazione, l'uomo aveva iniziato a scriverle, a telefonarle, insultandola, minacciando di diffondere immagini intime, annunciandole che si sarebbe fatto del male. Violenze e prevaricazioni che hanno portato all'ammonimento, strumento che prevede, in caso di violazione, pesanti conseguenze. E ieri un flash mob a Rialto, a Venezia, per ricordare tutte le vittime di femminicidio e in particolare Ilaria Sula e Sara Campanella, le 2 giovani assassinate recentemente a Roma e Messina. Siamo qui per Ilaria, siamo qui per Sara, ma siamo qui per tutte quelle che quest'anno sono state ammazzate da degli uomini e sono già la 22esima e la 23esima donna di quest'anno. Un flash mob a Venezia per ricordare con rabbia e dolore Sara Campanella, Ilaria Sula e tutte le vittime di femminicidio. Organizzato dal collettivo universitario Liberi Saperi Critici e dal laboratorio occupato Morion, il flash mob si è concluso sul ponte di Rialto dopo una prima fase in campo San Bortolo. Il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. Rabbia e dolore sono i sentimenti che vengono urlati dai manifestanti, ma è solo una parte del messaggio lanciato da Venezia, un messaggio che è politico e chiama in causa lo Stato italiano, accusato apertamente di inadeguatezza e inefficienza alla luce di una drammatica lista di omicidi che pare non avere fine. Uno Stato che non si assume le responsabilità e rifiuta di promuovere un cambiamento, che rifiuta di investire nei servizi di prevenzione alla violenza di genere e nei centri antiviolenza e nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Non saranno leggi restrittive e punitive sul femminicidio, perché non serve agire quando siamo già morte con misure più severe, ma serve prevenzione, serve educazione per produrre davvero un cambiamento. Le morti di Sara Campanella e Ilaria Sula lasciano ancora una volta sgomenti. Entrambe sono morte a 22 anni, uccise a coltellate da 2 ragazzi poco più grandi e reo confessi. Sara per strada a Messina da un compagno di università, Ilaria dal suo ex fidanzato
Il suo corpo è stato ritrovato in una valigia in un dirupo a 40 km da Roma. Siamo costretti a leggere di bravi ragazzi, di raptus, di momenti di gelosia e di quanto siano appunto dei bravi ragazzi che nessuno si sarebbe mai aspettato che facessero niente di simile. Questi ragazzi però altro non sono che bravi, quanto volete, ma i figli sani di un sistema che è marcio e che si basa sulla cultura dello stupro, sulla cultura del possesso. Non sono i figli di altre culture, ma sono i figli sanissimi del patriarcato, italianissimi e bianchissimi molto spesso. E il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime oggi una nota indignazione e preoccupazione in merito all'episodio che abbiamo raccontato ieri, che fra poco rivedremo, dell'incitamento alla violenza contro le donne verificatosi durante un compleanno a Preganziol, quindi i giovani di 15 anni che si sono avvicinati durante una festicciola tra bambine davvero di 4 anni, bestemmiando, insultandole, minacciando, storpiando una canzone che incitando quindi alla violenza sulle donne. È uno degli episodi che raccontiamo nel prossimo servizio, partendo però da un altro episodio che vede protagonisti in negativo dei minorenni, un folle gioco, una sassaiola per gioco che ha colpito un'auto rischiando di portare a un incidente. Questo invece è avvenuto a Casale sul Sile. Stava percorrendo la strada che da Casale sul Sile porta a Quarto d'Altino quando la sua auto è stata colpita da alcuni sassi tirati da dei ragazzini che stavano giocando a lanciarseli addosso nell'isola Spartitraffico che separa la pista ciclabile dal parcheggio vicino al supermercato Ali. La signora alla guida ha fermato l'auto e ha sgridato i ragazzini di non più di 14 anni cercando di far comprendere loro la gravità del gesto. In risposta un amico del responsabile della sassaiola l'ha redarguito a sua volta spiegando come lui per un gesto simile in passato era stato schedato. Non il solo caso che vede protagonisti dei giovanissimi. A Preganziol nel weekend, durante la festa di compleanno di una bimba di 4 anni alla casetta degli Alpini, dei ragazzini di non più di 15 anni si sono avvicinati alle attrazioni del parco giochi dove alcuni piccoli tra i 3 e i 6 anni stavano giocando, bestemmiando e dicendo parolacce. Uno di loro ha prima buttato la lattina che aveva in mano calciandola, poi si è avvicinato a 2 bambine sulle altalene cominciando a storpiare una canzone dei The Colors. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte più non passa e lui l'ammazza. Sconcertati i genitori presenti hanno redarguito i giovani e i suoi amici che non si sono intimiditi e se ne sono andati incuranti del gesto. La denuncia da parte di una delle mamme presenti. Ho sentito la mamma, non ci si sono verificate minacce dirette, ma ovviamente anche il solo fatto di esprimersi con atteggiamenti di maleducazione ovviamente ci deve far interrogare. Per cui, visto anche le dinamiche che si stanno ripetendo anche a livello sovracomunale, è bene che tutte le istituzioni facciano rete assieme alle famiglie per creare dei contesti sani in cui i giovani possano esprimere in maniera costruttiva le proprie potenzialità. Importante è fare prevenzione sicuramente e su questo l'amministrazione comunale con tanti progetti, penso al punto di ascolto all'interno della scuola, penso al progetto Ci sto a fare fatica, tutti i percorsi per far capire che si può stare insieme divertendosi in modo sano e imparando le regole. Lasciamo per un attimo queste vicende, ci torneremo fra poco, ma c'è una tragedia sfiorata, quella che abbiamo raccontato ieri con Tiziana Bolognani, e cioè la valanga in Marmolada con 2 sciatori travolti. La zona del nuovo distacco è entrata nell'annuario delle tragedie naturali. Quella del 3 luglio 2022 causò la morte di 11 escursionisti. Anche nel pomeriggio, attorno alle 14, si è temuto per la sorte di 2 sci alpinisti travolti da un enorme ammasso di neve sceso fra lo squarcio creato dallo scivolamento del Seracco sotto Punta Rocca nel 2022 e il rifugio Pian dei Fiacconi. Lo scenario, quello della Marmolada, lato Trento. Dalla base del SUEM di Pieve di Cadore, da Canazzei, davanti al comando dei Vigili del Fuoco, si sono alzate in volo le ambulanze che hanno immediatamente raggiunto la zona, in supporto anche l'aiuto alpin di Bolzano. Coinvolti padre e figlio, trentini di Mazzin in Val di Fassa. Il giovane di 27 anni è stato trascinato per oltre 500 metri e, pur semisepolto, è riuscito a chiamare i soccorsi e ad indicare la sua posizione. Recuperato da Falco, è stato trasportato all'ospedale di Belluno in codice 2. Il padre di 68 anni, rimasto a Monte del Distacco, è rimasto praticamente illeso e accompagnato a Canazzei dall'elicottero dell'aiuto alpin. I 2 pare stessero scendendo lungo la via Lidia, il classico ma insidioso fuoripista che si fa dopo la risalita con la funivia da Malgacciapela a Punta Rocca.
Impressionanti i primi scatti della valanga rimbalzati sui social e diventati virali. Si possono osservare distintamente un taglio netto da sinistra verso destra e poco sopra un'altra piccola slavina che sembra partire fra le rocce. Oggi in quota a 3.343 metri il termometro segnava 8 gradi sotto zero. Il bollettino valanghe indicava grado di pericolo 1. Apparentemente la condizione ideale per una escursione con le pelli si è affrontata di primo mattino. Col passare delle ore il vento e l'aumento della temperatura, complice anche l'oramai avviata stagione primaverile, potrebbero avere causato il mutamento della stabilità della neve e probabilmente la valanga. A dare l'allarme è stato il soccorso piste della polizia di Porta Vescovo a Rabba, che ha assistito al distacco. Le operazioni di bonifica sono proseguite per buona parte del pomeriggio per escludere la presenza di altre persone. E allora io ringrazio per essere collegato con noi al telefono Dimitri De Gol, vicepresidente del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi. Buongiorno De Gol. Buongiorno a voi, grazie. Grazie a lei. Togliamo per un attimo la sua attività molto importante per tornare a parlare di quello che è accaduto ieri. Insomma, allora, da quello che ci ha raccontato Tiziana Bolognani, la giornata di ieri non prevedeva un allarme valanghe alto, eppure è accaduto. Vi siete fatti un'idea di cosa è accaduto tecnicamente? Ma sì, come giustamente avete detto, ieri le condizioni erano ideali per una gita in montagna, temperature che rispetto ai giorni precedenti si erano addirittura abbassate e grado di pericolo dato dal bollettino 1, quindi un grado diciamo molto basso. Quello che purtroppo succede è che, come sempre sappiamo, e la natura ce lo ricorda quotidianamente, in montagna e su questo tipo di terreno il rischio zero non esiste. E anche in questo caso, appunto, la sollecitazione di questa parte di manto nevoso ancora poggiante su strati deboli o su un'interfaccia neve vecchia, neve nuova trasportata dal vento, non così ben consolidata, ha fatto sì che il passaggio di questi due sciatori abbia distaccato questo lastrone da vento. Insomma, è una problematica tipica che abbiamo visto durante tutta questa seconda parte dell'inverno, la presenza all'interno del manto di strati deboli dovuti alla poca neve abbinata a condizioni di freddo, in alcuni momenti della stagione anche abbastanza consistente, che quindi ha creato appunto questi cristalli sfaccettati che permangono nel manto nevoso, e laddove sono ricoperti da nuova neve o da neve trasportata dal vento, come sta succedendo in questi giorni, diventano delle vere e proprie mine nascoste, insomma. Peraltro è successo in una zona tristemente nota, no? Da quella strage, perché di strage si trattò 11 vittime, la percezione anche degli sciatori è cambiata oppure è rimasto tutto uguale? Diciamo che quello che è successo a luglio con quel triste evento che lei ha appena ricordato e quello che è successo ieri sono due cose completamente diverse e che a mio avviso, se non accomunate dal luogo che è il versante nord della Marmolada, poco hanno a che fare uno con l'altra. Uno è quello di luglio, il crollo di una parte di ghiacciaio che ha coinvolto, ahimè, numerose persone, causando moltissime vittime e altrettante moltissimi feriti. Quella di ieri è una valanga proprio nel suo vero senso letterale del termine, che come ne sono successe purtroppo nell'arco dolomitico abbastanza frequentemente questa appunto seconda parte dell'inverno. La percezione, a mio avviso, rispetto a qualche anno fa, i temi relativi alla nivologia, al pericolo valanghe, sono sempre più patrimonio comune, nel senso si sta facendo cultura, si sta facendo formazione e quindi la gente è sempre un po' più preparata. Chiaramente rispetto a qualche decina di anni fa sono esponenzialmente aumentati i numeri dei frequentatori della montagna. Sia d'estate che d'inverno, gioco forza, aumentano gli incidenti e quindi gli interventi di soccorso. Quindi diciamo è in proporzione anche al numero di persone che frequentano la montagna?
C'è anche da considerare questo. Certamente, cioè, se pensiamo a 30-40 anni fa, il numero di sci alpinisti che frequentavano le Dolomiti, in generale le Alpi, e invece il numero di sci alpinisti che frequentano le Alpi o le Dolomiti al giorno d'oggi, sappiamo che i numeri sono di un ordine di grandezza superiore, almeno, insomma. Le chiedo un'altra cosa, poi quando parliamo di Marmolada parliamo anche di ghiacciai. La Marmolada, diciamo, il futuro della Marmolada, lei come lo vede dal punto di vista ambientale? I tanti allarmi che sono stati lanciati dagli esperti parlano chiaro. Siamo di fronte a un cambiamento climatico che cambia già adesso e cambierà ulteriormente il volto delle zone più splendide della Terra? Ma qui mi rifaccio a quello che dicono gli esperti, che chiaramente studiano questo quotidianamente di lavoro, leggendo anch'io i quotidiani o confrontandomi con qualche amico che appunto fa questo di professione. Il destino, come ha detto lei, è segnato dei piccoli ghiacciai delle Alpi, a maggior ragione questi delle Dolomiti. È innegabile che gli apporti nevosi sono calati negli ultimi anni, che le temperature hanno subito e continuano a subire un innalzamento, e quindi è chiaro che vanno a mancare due degli elementi fondamentali per la creazione e il mantenimento di un ghiacciaio. Non c'è più apporto di neve durante l'inverno, oppure quando c'è è molto limitato rispetto a qualche anno fa, e le temperature sia durante l'inverno ma soprattutto poi durante l'estate sono decisamente superiori, quindi questo implica che i ghiacciai si stanno sempre più riducendo. Lo vediamo quotidianamente, voglio dire, chi ha in mente la Marmolada di 50 anni fa, chi ha in mente la Marmolada di 20 anni fa, chi ha in mente la Marmolada di oggi, vede che si sta continuamente riducendo in termini sia di spessore del ghiaccio sia anche proprio di superficie occupata a terra. Io la ringrazio davvero, grazie a Dimitri De Gaulle, scusi, per questo suo contributo, insomma, per averci chiarito anche quanto accaduto ieri e per quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ovviamente l'ultima cosa che le chiedo, l'appello è sempre quello, comunque bollettino o meno valanghe, di essere sicuri di quando si va in montagna per sciare e preparati. Sì, giustamente è bellissimo frequentare le nostre montagne, lo è ancora di più d'inverno quando ci si può sciare sopra, che è un'attività assolutamente divertente. L'appello è quello di continuare ad informarsi, leggere il bollettino Neve Valanghe. Abbiamo la fortuna di avere qui in provincia di Belluno un centro valanghe all'avanguardia che emette prodotti assolutamente di qualità, e quindi invito veramente a leggerlo, a consultarlo con occhio critico e attenzione, perché lì si trovano tutte le informazioni necessarie. Invito a preparare la gita a casa il giorno prima, quindi consultare le cartine, ma anche e soprattutto decidere orari di partenza e orari di arrivo che devono essere sicuramente ben valutati. Soprattutto con il passare della stagione, andando verso la primavera, è importantissimo partire presto e ritornare prima che il manto nevoso venga scaldato troppo dall'irradiazione solare. Informarsi sempre dagli esperti locali, perché appunto il problema valanghivo è molto variabile, varia da regione a regione, varia da provincia a provincia, varia all'interno della stessa montagna anche da versante a versante. Quindi avere informazioni di dettaglio con guide alpine, soccorso alpino, CAI locali è fondamentale, e affrontare sempre con occhio critico e con un pelo di attenzione quello che sono le nostre gite, non disdegnando
laddove non ci sentiamo adeguatamente sicuri anche l'atto della rinuncia e rinunciare quando appunto riteniamo che sia la scelta migliore da fare. Ecco, molto importante questo è molto importante, sapere anche rinunciare, perché rinunciare a volte significa anche salvarsi la vita e salvare la vita spesso agli uomini straordinari del soccorso alpino che ogni giorno sicuramente rischiano anche la loro vita per salvarvi. Grazie a Dimitri De Gol, grazie davvero anche per il lavoro straordinario che fate, grazie. Grazie a voi. Grazie davvero. Allora noi andiamo velocemente in pubblicità e ripartiremo dalla politica, poi la cronaca ci torneremo, ripartiremo dalla politica, facciamo rivedere il sondaggio di questa sera che avrà il suo esito a Ring. Vannacci, vice segretario della Lega, ripartiremo proprio da qui, dalla pubblicità, con che Lega nasce dopo il congresso federale e insomma cosa ne pensano i leghisti di un Vannacci che ormai è tesserato, quindi può essere il vice segretario della Lega. Fra poco. Vannacci si è fatto la tessera e quindi avrà l'onore e anche l'onere di rappresentare il partito, quindi dovrà fare il leghista. Ora che la tessera è fatta, quindi bisogna fare il leghista. Nel mondo, al contrario di Roberto Vannacci, evidentemente funziona così e Luca Zaia dal Vinitali lo fa intendere con la solita diplomazia, ingoiando quello che per molti leghisti veneti resta un boccone amaro. Sull'ingresso del generale si interrogano anche i due nuovi consiglieri federali trevigiani, rappresentanti autentici della vecchia guardia. Vannacci da ieri è militante della Lega, ma ci siamo anche noi. E ci sarà un confronto interno che con il confronto porteremo avanti il movimento che sta recuperando rispetto anche ai sondaggi, rispetto a posizioni che il segretario federale sta assumendo, ad esempio contro gli 800 miliardi che l'Europa vorrebbe investire su armi. Io credo che ci si debba aprire assolutamente a persone capaci che credono anche loro nell'ultimo obiettivo finale dell'autonomia di questo Stato. Quindi Vannacci può essere un valore aggiunto? Assolutamente sì, ma non c'è il minimo dubbio. Del resto ricordo che anche noi avevamo il professor Miglio, che è stato uno dei più grandi costituzionalisti, socialisti, integralisti, che era il costituzionalista di Craxi, quindi su questo credo che non ci dobbiamo fare tante meraviglie. Sovranismo di cui Vannacci è tra i simboli e autonomia non si escluderebbero a vicenda, anzi, e di una nuova energia in casa Lega parla Mario Conte, che confida molto proprio in Canova e Gobbo. È importante la loro presenza all'interno della segreteria federale perché il Veneto rappresenta da sempre un punto di grande forza della Lega nazionale. La Liga Veneta deve essere, i valori della Liga Veneta devono tornare ad essere trainanti all'interno del nostro partito. Tocca allo sceriffo rompere la liturgia del post-congresso e la conseguente Pax salviniana. E vedo che questa Lega è diventato un partito, ma non è più un movimento di popolo della razza Piave, di quella che ha conquistato tutto il mondo. Qui c'è una rincorsa ai posti di potere, hai capito? Perché vedo che tutti quanti cercano di sgusciare fra i piccoli vicoli politici per trovare la seggiolina, le austriache piume. Quindi insomma il dibattito, siamo tornati in diretta, resta aperto su Vannacci, è il tema anche del sondaggio che vedete in onda. Intanto c'è un terremoto politico a Cadoneg, il vice sindaco Davis Vigolo ha rassegnato le dimissioni ufficialmente per presunti problemi familiari, ma la notizia era nell'aria da tempo, visti i rapporti sempre più tesi con il sindaco Marco Chiesaro, che ha commentato così: rispetto alla decisione di Davis Vigolo e quindi accolgo le sue dimissioni, ringrazio Davis per la collaborazione di questi anni, per l'impegno profuso e il lavoro svolto. Tuttavia il primo cittadino ha aggiunto: nel corso delle ultime settimane era venuto meno con il mio ormai ex vice il rapporto di fiducia. Ora, in attesa di nominare il nuovo assessore e vice sindaco, Chiesaro terrà per sé le deleghe che erano state assegnate al vice sindaco che ha rassegnato le dimissioni. Restiamo a Padova, ma lasciamo la politica e andiamo proprio in città per parlare di un importante passo in avanti per la seconda linea del tram. Buongiorno a Valentina Visentini insieme a Federico Cibotto. Buongiorno a te. Sì,
Sì, buongiorno, e alle nostre spalle la flotta completa della linea SIR 3, la seconda linea del tram, quella che collegherà Volta Barozzo e alla stazione. Noi siamo nell'area che diventerà il capolinea di Volta Barozzo, dove stamattina è stato scaricato l'ultimo convoglio, e qui con me c'è l'assessore Andrea Aragona. La mobilità, infatti entriamo insieme anche a Federico Cibotto nell'ultimo convoglio che è appena stato scaricato e che ha fatto una sorta di primo test di prova percorrendo un piccolo pezzo di rotaia. Venga pure assessore. E, insomma, adesso la flotta è completa e i cantieri sono nel rush finale, lo vediamo perché insomma la città è piena di cantieri in corso. E qual è il cronoprogramma adesso? Sì, la linea SIR 3, che è quella che dalla stazione parte e arriva a Volta Barozzo, andando a servire due ospedali, l'ospedale Sant'Antonio e l'ospedale civile, va verso la fine dei lavori, o meglio rimangono qualche cantiere, in particolare il più rilevante è quello della zona dell'ospedale, concluso l'asse ospedale, quindi Sografi, Falloppi e Giustiniani, poi rimarranno le lavorazioni finali che in realtà sono già iniziate in parte, ovvero la posa della rotaia, che appunto su alcuni tratti è già stata messa e si sta andando avanti, e il posizionamento dei pali che servono per la linea aerea, quindi la parte elettrica che dà l'alimentazione al tram. Ma questi sono cantieri meno invasivi che vedremo da adesso, ma che continueranno anche dopo l'estate. Per l'estate, però, per la fine dell'estate, il grosso dei lavori, che sono la posa della piattaforma, verrà completata. Questo ultimo mezzo è l'ultimo a 3 vagoni, quindi l'ultimo piccolino, perché completa la flotta del SIR 3, ma poi sarà interscambiabile, ci spiegava, con gli altri mezzi che arriveranno per la terza linea, quindi a 4 vagoni. Quando potremo iniziare a vederli correre per la città? Verso la fine anno speriamo di vedere qualche test, anche se poi il collaudo, il preesercizio vero e proprio ci sarà probabilmente con l'inizio del 26. Lì abbiamo delle tempistiche da rispettare che non per forza dipendono da noi, ma sicuramente nel 26 vedremo i tram girare, e vedremo i tram girare con i passeggeri. E nel 2026 sono previsti anche la fine dei lavori, lo impone i finanziamenti PNRR ricevuti per la terza linea, quella più lunga, quella che collegherà Vigonza, Padova e Rubano. Esattamente, anche lì stiamo lavorando su più punti della città, e ovviamente questo può creare alcuni disagi, però lo facciamo per cercare di velocizzare. Lavorando su più aree riusciamo quindi ad aprire più cantieri, e anche se trovare la manodopera in questa fase storica non è una cosa facile, però tutta la manodopera che abbiamo la stiamo mettendo, grazie al lavoro delle ditte, in strada proprio per riuscire a fare il prima possibile. Grazie all'assessore Andrea Aragona, grazie a Federico Cibotto che è entrato con noi qui per mostrarvi l'ultimo mezzo del tram, arrivato proprio ieri sera qui a Padova. E da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin, all'assessore Aragona. Torniamo alla cronaca nel Vicentino, uno incidente grave a Torre Belvicino ieri sera. Camiseno Vicentino, è calata la sera quando in via Alpini, all'incrocio con via Torrossa, un incendio divampa in una casa disabitata con un laboratorio annesso. Viene lanciato l'allarme. Sul posto accorrono le squadre dei vigili del fuoco di Vicenza con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 9 pompieri che prontamente spengono le fiamme di un materasso e dei cartoni abbandonati all'interno dell'abitazione. Dal loro rogo si è liberata una grande quantità di fumo. I pompieri hanno bonificato e messo in sicurezza la struttura. Per fortuna nessun ferito. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Questo era un incendio avvenuto a Camisano, vediamo adesso invece l'incidente a Torre Belvicino. Pauroso incidente lungo la SP46 a Torre Belvicino all'altezza di Ponte Capre per lo scontro tra 2 auto. Ferito uno dei conducenti, intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le 2 auto, mentre i 2 conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, disagi per la circolazione che è rimasta bloccata nel tratto interessato dallo schianto. Torniamo a parlare del Vinitaly. Circa 54 milioni di bottiglie di vino italiano non troveranno più spazio sul mercato americano e dovrà essere ricollocato nei mercati alternativi come Germania e Regno Unito, le 2 principali destinazioni. È quanto emerge nel primo rapporto Empire Censis del 2025 in occasione del Vinitaly riguardo l'impatto sul settore
vitivinicolo dei dazi americani del 20% sui prodotti provenienti dall'Italia. Tuttavia, rileva il rapporto, la differenza nei prezzi tra Stati Uniti e questi paesi rende difficile compensare pienamente quelle che saranno le perdite. Per recuperare il valore economico, gli operatori italiani dovrebbero infatti riuscire a vendere 92 milioni di bottiglie, un'impresa che richiederà un notevole sforzo per garantire la sostenibilità del settore vitivinicolo e tutelare quindi la sua posizione nei mercati globali. Quindi la situazione è sempre molto complessa e difficile. Se ne è parlato anche ieri, continua in questi giorni il Vinitaly, se ne è parlato anche ieri a Verona. Seconda giornata di Vinitaly con i 2 commissari europei all'agricoltura e alla salute a fare il punto sulla questione dazi. Tenteremo in ogni modo la de-escalation delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, ha detto a Verona il referente europeo del settore primario. I dazi stanno danneggiando agricoltori, business e consumatori in entrambe le sponde dell'Atlantico e non è nell'interesse di nessuno. È un forte segnale all'apertura delle trattative e del dialogo quello che arriva dal Vinitaly. Creare un asse sempre più forte tra Europa e Stati Uniti è la vera sfida. La sfida perché? Perché l'Europa non si può isolare, perché l'Europa non può pensare di vivere gli Stati Uniti come un avversario, perché se così fosse veramente noi avremmo difficoltà di dialogo con loro, con la Russia siamo bloccati totalmente, con la Cina diciamo sempre pericolo cinese, allora con chi dialoghiamo? In questo momento di grande incertezza e confusione, ICE, l'Istituto per il Commercio Estero che aiuta le imprese italiane sui mercati internazionali, ha preparato un vademecum per rispondere alle domande più frequenti degli imprenditori. Prima di tutto il riferimento normativo, che è fondamentale perché ogni azienda non sa dove andarsi a trovare la norma e l'abbiamo data. La lista e l'elenco delle categorie che sono coinvolte dai dazi, che non è su tutto, ma ce ne sono alcune che sono escluse, quindi per vedere se si è esclusi dai dazi, farmaceutica per dirne una, e poi naturalmente tutte quelle domande ancora che l'imprenditore, soprattutto i medio-piccoli che non hanno accesso a determinate risorse legali, mica legali, possono trovare già delle risposte. Intanto tra i produttori si spera che questo momento di tensione e preoccupazione duri poco e diversi imprenditori stanno avviando un dialogo con gli importatori americani per dividere i costi. Secondo me la strada giusta è il 50-50, cioè se io ho un dazio del 20%, 10% te lo colli tu importatore e 10% io. Ma siccome io sono ottimista, penso che arriveremo a un dazio del 10% che non creerà problemi all'Italia. Nello stesso tempo è anche un incentivo a darci da fare a cercare del lavoro in stati che abbiamo trascurato fino all'altro ieri. Sempre nel settore, il settore agricolo, c'è il problema delle malghe dell'altopiano di Asiago, non solo i dazi, non solo il problema, il caso latte crudo. Per le malghe resta di grande importanza il problema dei lupi, tant'è che c'è chi ha deciso di non tornare in alpeggio. Quella che si aprirà fra 2 mesi potrebbe essere una stagione d'alpeggio storica per l'altopiano dei 7 comuni. Attenzione però, storica nel senso che un numero ancora imprecisato di malghe non riapriranno. I motivi sono tanti, ma fra i principali c'è quello del lupo che finora nessuno ha saputo risolvere. Un esempio su tutti arriva dalla famiglia Lora, che dopo 18 anni non tornerà nella malga Pau del comune di Caltrano perché la situazione è ormai ingestibile. Negli anni abbiamo cercato di gestire come potevamo la situazione, siamo sempre riusciti dopo la prima predazione a proteggere i nostri animali, ma ogni anno dovendo inventare delle nuove strategie che in realtà andavano però a scapito del benessere dei nostri animali. La faccenda si spiega rapidamente. Le strategie per tenere a bada il lupo si basano su cani da guardiania che non sempre sono efficaci e sul sistema dei recinti, che invece è di scarsissimo impatto nel caso dell'altopiano. Quindi bisogna trovare altre strade. L'anno scorso abbiamo dovuto fisicamente confinare perlomeno i vitelli dentro alla stalla che era a disposizione dell'alpeggio, che però non era adeguata per un ricovero notturno degli animali. Abbiamo avuto la perdita di una manzetta intorno al mese di agosto per una polmonite acuta a causa della scarsa qualità dell'aria che si creava dentro lo stallone, e questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Abbiamo capito che non ci sono più le condizioni per proseguire in questo alpeggio. Avete capito? Per proteggere i propri animali dai lupi, gli allevatori sono costretti a ricorrere a sistemi che non sono salubri. Quindi
o te lo mangia il predatore, il vitello, la vacca, la pecora, oppure la malattia è dietro l'angolo, il benessere animale sotto i tacchi e via dicendo. E allora l'abbandono della montagna diventa l'unica soluzione percorribile. Sicuramente partono da una base di buona fede, però appunto sono le medesime soluzioni che vengono proposte dall'inizio del problema, che in Veneto è circa dal 2012, quindi a distanza di oltre 10 anni non è stato fatto alcun passo avanti in questo senso. Ci si barrica dietro il fatto che gli animali siano o non siano protetti, senza tener conto se effettivamente quel tipo di protezione fosse attuabile in quel contesto. Noi anche abbiamo provato inizialmente questo tipo di recinzioni che venivano fornite dalla regione, abbiamo subito capito che non era la soluzione idonea. Così però si uccide una tradizione, si uccide la montagna. Gente che va in alpeggio per noi da 18 anni e questi sono pochi, ma ci sono famiglie che da generazioni gestiscono l'alpeggio e hanno un capitale di conoscenza, un capitale umano che non viene rimpiazzato come pensiamo noi in mezza giornata. Questo dunque il servizio dall'altopiano di Asiago. Noi torniamo a parlare invece di sicurezza, a Vicenza. Allora, questa mattina c'è stato un controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri di Vicenza, impegnati sia da terra sia dall'alto nella prevenzione dei crimini, e per noi a bordo dell'elicottero c'era anche Daniele Garbin che ci racconta come è andato questo particolare servizio sul territorio. Siamo al comando provinciale di Carabinieri di Vicenza. Si è conclusa da pochi minuti l'operazione di sorvolo della provincia nord di Vicenza tra Vicenza, Bassano e i territori di competenza delle 5 compagnie. Per questo motivo oggi i Carabinieri di Vicenza hanno voluto dare dimostrazione di quello che è il loro impegno quotidiano sul territorio delle pattuglie che vigilano per contrastare la criminalità, le truffe e tutta una serie di reati che caratterizzano anche in questo periodo la provincia. È stata un'operazione importante proprio per vedere cosa succede sul territorio dall'alto da un punto di vista anche particolare, quello dell'elicottero appunto lungo le arterie stradali. I dettagli dell'operazione ce li ha illustrati poco fa il colonnello Giuseppe Moscati e con lui appunto lascio le dichiarazioni su quanto abbiamo visto. Allora, in generale dobbiamo sottolineare che in Veneto, ma in particolare nella provincia di Vicenza, la popolazione avverte una alta e legittima aspettativa in tema di sicurezza. Le istituzioni locali e la gente comune ci chiede costantemente una presenza visibile delle nostre pattuglie sul territorio, vedere le nostre uniformi. Questo servizio, che è un servizio che svolgiamo periodicamente, va proprio in questo senso, ovvero dare la possibilità ai telespettatori di avere una visuale, dall'alto di quello che normalmente svolgiamo all'interno della provincia. Quello che avete visto infatti durante la perlustrazione aerea è stato un tragitto che è partito dal capoluogo interessando un volo su Montecchio Maggiore, toccando tutte le compagnie di Valdagno, Schio, Tiene, Bassano del Grappa, per poi ritornare sul capoluogo. Abbiamo toccato tutto sostanzialmente il territorio della provincia e il servizio si è mosso su molteplici direttive. La prima è stata quella finalizzata come sempre alla prevenzione dei reati predatori, quelli chiaramente che sono avvertiti maggiormente dalla nostra comunità come furti, rapine, anche truffe che si verificano spesso appunto nel territorio. Ci siamo avvalsi della professionalità dei carabinieri forestali che si occupano principalmente dei illeciti reati ambientali che purtroppo hanno visto la nostra provincia recentemente assurgere alle cronache nazionali. Per quanto riguarda invece il tema sulla sicurezza del lavoro, anch'esso molto importante per una provincia con una vocazione imprenditoriale come la nostra, abbiamo effettuato dei controlli in varie attività dislocate nella provincia. Questo servizio va in questa direzione, ne saranno eseguiti altri. Ecco, un po' di numeri, quanti uomini impiegati, in che modo sono stati impiegati? Allora, questa mattina abbiamo impiegato tutti personale delle compagnie con un totale di 46 equipaggi con una novantina di carabinieri. Tutti i comandanti di compagnia, comandante del reparto operativo sono impegnati.
è stato analizzato attentamente quali obiettivi andare a controllare. Questa analisi viene fatta non solo dall'andamento della delittuosità, ma anche a volte valutando la segnalazione del singolo cittadino, che noi valutiamo sempre attentamente. Ecco, quali sono, diciamo, le richieste che vi vengono fatte più spesso proprio dal territorio, dai cittadini? Ma come dicevo prima, la richiesta costante, principale, la necessità di essere rassicurati dalla presenza delle forze dell'ordine. Quindi, oltre alle nostre mansioni che svolgiamo quotidianamente, probabilmente oggigiorno abbiamo anche questa funzione, ovvero di rassicurazione sociale della nostra comunità. Rassicurazione sociale, molto importante questo il servizio di controllo dei carabinieri, e intanto a Vicenza continua a far discutere il caso del bimbo punto da una siringa abbandonata. Le mamme dicono basta e avviano una petizione online. Il degrado della droga in città. Per la famiglia del bimbo punto da una siringa abbandonata in piazza San Lorenzo, la settimana inizia con un sospiro di sollievo dopo le analisi in ospedale. Oggi finalmente mi sento sollevata, abbiamo ricevuto gli esiti del sangue, mio figlio sta bene, dovremo solo ripetere il tutto nei prossimi mesi fino ad un anno. Noi oggi siamo qui anche per la petizione che è partita, siamo molto contenti, i cittadini ci stanno seguendo, come anche le scuole, come tutti. Devo dire che questo è un tema non solo riguardante i bambini, ma proprio di opinione pubblica. Sono soddisfatta, già in un'ora e mezza abbiamo raccolto 300 firme e spero di andare molto oltre. Avviata in contemporanea anche una raccolta firme via mail e cartacea in alcuni bar dei quartieri ad est della città, promossa dall'associazione Vera Vicenza. Noi facciamo davvero appello alle istituzioni, un grande appello, abbiamo un forte grido affinché la città sia pulita, le strade pulite e che i bambini possano stare, vivere, giocare all'interno della nostra città al sicuro. Ho deciso di firmare, quella è una cosa importante che tutti quanti dovrebbero. È giustissimo che fanno qualcosa, ma ce ne saranno sempre. È un tema sentito dai miei clienti, ma penso dalla popolazione di tutta Vicenza. È colpito dei bambini, perciò la sensibilità aumenta nelle persone, ma anche perché c'è paura, c'è insicurezza. E la sicurezza non si vede perché non è una bella immagine. Un bambino che passa, che vede un certo tipo di cose, di uso di droga, che per carità ognuno è libero di fare quello che vuole, però che venissero un po' tutelata sta città. La raccolta firme ci sta, sicuramente ci sta, soprattutto visto e considerato che stiamo cercando di rendere più sensibile chiaramente comune, assessore, tutto quanto quella che è l'amministrazione comunale. Non trovo giusto che non si possa fare niente. Mi domando una cosa, chi è che deve fare qualcosa se la polizia locale non lo può fare? Presumo che ci sia qualcuno referente che debba metterci la faccia e vedere di fare qualcosa. Così dunque a Vicenza. A Padova invece, come sapete, è stata prorogata di altri 30 giorni la zona rossa nell'area della stazione. Vediamo quali sono state le reazioni. Si è pensato di estendere questo periodo di ordinanza prefettizia ex articolo 2 del TULPS per ancora un mese, cioè per arrivare immediatamente dopo il 1° maggio, in modo da ricomprendere proprio quella che è la zona della stazione come il posto in cui probabilmente attraverso il trasporto ferroviario arriverà un gran numero di persone. La zona rossa in stazione durerà fino al 7 di maggio, in modo tale da inglobare il periodo di festività pasquali e ponti, giornate in cui il traffico di turisti e le presenze in città si moltiplicano. L'assessore Diego Bonavina, al termine del COSP, spiega le motivazioni che hanno portato alla proroga del provvedimento. Rinnovo della zona rossa che è stato accolto con soddisfazione dall'opposizione in Consiglio Comunale, che auspica anche un'estensione dell'area ad alto impatto. Prendiamo la notizia con grande soddisfazione e del resto questa proroga era attesa e richiesta allo stesso tempo dai cittadini, dai commercianti della zona stazione di via Tommaseo, che avevano colto la positività e gli effetti e i benefici di questo provvedimento.
momento. Noi riteniamo che il presidio e il controllo del territorio sia la migliore risposta per iniziare a dare sicurezza ai padovani, e la zona rossa è uno strumento che va in questa direzione. Vista la criticità che c'è anche in altre zone della città di Padova, auspichiamo che la zona rossa possa anche estendersi in altre zone della città. Per l'opposizione la zona rossa resta uno strumento di prevenzione e attacca l'amministrazione sul tema del sociale. Credo che il problema delle persone in difficoltà dovrebbero porsele tutti quanti, e quella invece delle persone che delinquono c'è un'attenzione da parte di tutti assolutamente corretta, che è quella di evitare che in città si possano verificare dei problemi di sicurezza, e questo credo che sia un intendimento che abbiamo tutti ben chiaro. Dal terzo settore padovano erano arrivate perplessità sull'efficacia della misura della zona rossa, con la preoccupazione per le persone fragili che vivono nella zona della stazione. A quel tavolo sono certa che il sindaco Sergio Giordani abbia portato le istanze raccolte dal terzo settore e dal volontariato padovano, e abbia potuto ribadire come Padova si caratterizzi per essere una città solidale, e come anche abbiamo dimostrato oggi raccontandovi come è andata l'accoglienza invernale. Certo, le tante esigenze della città vanno contemperate insieme, e questo può essere solo il frutto di una buona collaborazione tra tutte le istituzioni. Un altro brevissimo break pubblicitario, poi parleremo di un'importante cerimonia ieri al Quirinale che ha visto protagoniste Padova ma anche la Marca trevigiana. Fra poco. Città di Padova ritira il sindaco signor Sergio Giordani. È il sindaco Sergio Giordani a ricevere dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la medaglia d'oro alla città di Padova per la sanità, per il ruolo che ebbe durante la Grande Guerra. Un impegno della cittadinanza e dell'istituzione che, si legge nelle motivazioni del Quirinale, si distinse per l'assistenza sanitaria, divenendo una vera e propria città ospedale militare. La città riuscì a sopperire alla carenza di medici impegnati al fronte. Si approntarono circa 8.000 posti letto in edifici pubblici e privati, organizzando corsi accelerati di medicina e chirurgia per oltre 1.000 studenti provenienti da tutte le università italiane, conclude la nota del Presidente della Repubblica. A suo tempo Padova è stata trasformata interamente in ospedale. La Santa Giustina, qualsiasi abbazia, qualsiasi posto era un ospedale. Padova è sempre generosa. Ricordo anche l'ultima volta col Covid quanto ha dato Padova. Padova è una città che dà sempre tantissimo. Anche il professor Gino Gerosa, ordinario di chirurgia cardiaca all'Università di Padova, è stato premiato per aver eseguito per la prima volta al mondo l'impianto di un anello mitralico senza l'utilizzo della circolazione extracorporea e a cuore battente, sviluppando e consolidando il concetto di cardiochirurgia microinvasiva. Allora, siamo tornati in diretta, abbiamo visto le immagini al Quirinale, non c'era però soltanto Padova, la città di Padova, protagonista di questa importante cerimonia, ma anche c'era un pezzetto di Marca trevigiana con la medaglia d'argento al dottor Giorgio Pavan, direttore di ISRA. Buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, è andata proprio così. Allora, la facciamo vedere subito perché ce l'ha portata e non possiamo non farla vedere. Eccola qua, questa bellissima medaglia d'argento al merito, insomma, della sanità per un... eccola qua, la vediamo bene, casomai dopo la faccio vedere meglio ancora. Eccola qua, che bella, la medaglia d'argento del Quirinale. Allora, poi vedremo anche le immagini di lei insieme a Mattarella. Prima di chiederle esattamente perché è stata premiata l'ISRA e lei in particolare il progetto Rete Alzheimer, non posso non chiederle un po' l'emozione di essere fianco a fianco con il Capo dello Stato in questa giornata particolare. Beh, in effetti, insomma, quando si entra al Quirinale ero entrato come visitatore, insomma, come tanti di noi, ma entrare al Quirinale per la porta principale, insomma, è stata un'emozione particolarmente importante per chi come me è da una vita che lavora nella salute pubblica e quindi ha il senso alto, altissimo
delle istituzioni. Siamo di fronte alla massima carica istituzionale, noi siamo europei ma ci sentiamo italiani, insomma, e il Presidente della Repubblica è pur sempre un gran bel Presidente della Repubblica e quindi è stato davvero come dire, un regalo inatteso quanto molto molto apprezzato. Io ho decine, vorrei dire centinaia di persone che mi hanno detto salutalo e digli che noi insomma siamo con lui, e insomma un pochino gliel'ha detto? Sì, qualcosina, insomma. Lui mi ha detto fa un grande lavoro, è un lavoro importante, io ho detto grazie, il mio lavoro è importante ma il suo è fondamentale, quindi questa è un po' la chiave di lettura di questo momento così importante, davvero dico per me. Nella pergamena è scritto Giorgio Pavan, ma si legge ISRA, perché insomma vince l'ISRA, io sono il direttore, ma è l'organizzazione e tutte le persone che hanno contribuito con me, colleghi, collaboratori, insomma in tutti questi anni a fare un lavoro impegnativo, duro, competente, insomma solidale e sempre nella pubblica amministrazione. Ci inorgoglisce il fatto che questa pubblica amministrazione, spesso vituperata dall'opinione pubblica, riesce a salire sino ai massimi gradi, diciamo così, di rappresentanza proprio nell'ambito della salute e della sanità e davvero ci riempie il cuore proprio perché restituiamo al nostro territorio, alla comunità di Treviso, insomma, un segnale così anche di speranza, ecco, che si può contare, si è contato nel passato ma si può contare anche nel futuro. Sì, perché la giornata di ieri era dedicata proprio alla sanità pubblica, no? Una sanità pubblica che spesso si dice è in pericolo, ma è così secondo lei? È abbastanza così, noi resistiamo, insomma, noi resistiamo perché crediamo nella sanità pubblica e nella salute pubblica, perché è un valore diciamo proprio condiviso. E in particolare insomma è davvero importante ricordare come anche la sanità pubblica può fare una grande sanità, non anche, direi proprio prima di tutto la sanità pubblica e il nostro è stato in questo senso un grande esempio. Delle premiazioni è l'unica RSA presente, il anche questo è un piccolo fiore all'occhiello. Motivo d'orgoglio insomma, sì, che viene proprio dalla marca. Allora, nello specifico il progetto che ha portato a questa medaglia d'argento che fra poco rivediamo è il progetto Rete Alzheimer. Sì. Vogliamo ricordare cos'è Rete Alzheimer? Beh, Rete Alzheimer, come dire, nasce dalla considerazione che i malati di Alzheimer, i malati di demenza in generale, hanno dei bisogni particolari, non sono come tutti gli altri anziani, potrebbero essere sani fisicamente, più o meno, insomma, ma hanno problemi cognitivi, hanno problemi di decadimento e noi abbiamo pensato che per loro fosse necessario costruire qualcosa di particolare. Allora, nel tempo abbiamo costruito 10 nuclei specialistici per le demenze nelle nostre residenze per oltre 250 persone. Abbiamo costruito 2 centri diurni per 22 posti e soprattutto abbiamo sviluppato nel territorio un'assistenza, diciamo così, che riguarda l'ex ULSS 9 come territorio ed è in rapporto convenzionale anche con l'ULSS 2, un'assistenza a circa 600 malati a domicilio. Quindi è una rete che è partita dal 2002 e ogni anno ha messo sul paniere nuove cose, nuove iniziative. L'ultima è proprio di questi giorni, ad esempio, promuovendo il concetto di Treviso, ma non solo Treviso, sono una decina oramai i comuni contermini che hanno costruito assieme con noi Treviso e in generale comuni amici della persona con demenza. Tra poco inizierà una formazione importantissima con le forze dell'ordine, ma lo faremo anche con i commercianti e così via, affinché chi abita a Treviso possa sentirsi fortunato ad avere attorno a sé delle persone che al posto di essere indifferenti a un male così brutto come la demenza sia vicino e possa dare una mano anche in modo qualificato. Quindi anche con i commercianti?
Abbiamo iniziato con le forze dell'ordine, faremo con i commercianti, lo stiamo facendo con le scuole, lo stiamo facendo con i diversi gradi di diciamo così, la società civile, con insomma. la società civile, proprio perché attorno a questo male, guardi, un male che va a incidere direttamente nel sistema nervoso con un degrado importante della capacità cognitiva. Io sono sicuro che ognuno dei nostri telespettatori attorno alla propria parentela ha sicuramente una persona, 2 persone, 3 persone, proprio anche in virtù dell'invecchiamento della popolazione, che sta provando questo problema. È un problema che dura 10, 15, 20 anni. E non ha guarigioni possibili, quindi bisogna, come dire, cambiare modo con cui ci si prende cura di queste persone, e noi cerchiamo di farlo. Poi molto spesso non si sa cosa fare, non si sa chi chiamare. Voi all'interno del progetto avete creato anche la linea Alzheimer, che è un numero di telefono, no? Vogliamo ricordarlo? Adesso mi ha beccato sul numero di telefono. Comunque il centro di riferimento è il 414 747 ed è il numero di riferimento del centro specialistico per le demenze, insomma, che risponde a questo problema. Cercando in qualche maniera di trovare delle soluzioni. Abbiamo fatto nascere proprio questo centro che è il punto di riferimento dell'ISRA. Volevo sottolineare un'altra cosa che forse i cittadini non conoscono. Sotto i 65 anni nella regione del Veneto ci sono 2650 persone affette da demenza, sotto i 65 anni. Sotto i 65 anni. Quindi è un problema, quando batte dai 50 ai 60 vuol dire che si inserisce in un contesto familiare dove i ragazzi vanno a scuola, dove le persone lavorano, e quindi è davvero un grande dramma sociale. Noi vorremmo, insomma, e stiamo cercando di elaborare delle risposte proprio specifiche per questa tipologia di persone, perché un discorso è avere la demenza a 85-90 anni. Non dico che un po' ci sta, ma un po' ce lo si aspetta col decadimento, diciamo, generale della persona, con l'invecchiamento, ma incappare nella demenza a 50, 52, 55, 60 anni è un dramma senza fine che deve trovare qualche risposta. Ed è come numeri in aumento questa tipologia? Assolutamente sì. Anche al di sotto di quella soglia? Assolutamente sì. Assolutamente sì. L'aumento delle demenze con l'invecchiamento è legato anche proprio all'invecchiamento della popolazione stessa, ma si si evidenziano anche queste diagnosi precoci in maniera sempre più frequente, e di fronte a queste cose non sempre siamo pronti. Io credo che, come dire, il miglior premio, certo la medaglia è importante, il riconoscimento dello Stato è importante. Credo che però il migliore riconoscimento sia la possibilità che in altri contesti in qualche maniera si riesca a sviluppare qualcosa di analogo. Dico ad esempio a livello della regione del Veneto, dove se venissero recepiti alcune ipotesi, modelli di intervento, approcci al problema, riusciremo a trasformare come per magia non solo Treviso ma la regione in una regione ancor più attenta, ancor più accogliente anche su queste tematiche. C'è questo spiraglio, secondo lei? C'è apertura da parte della regione? Beh, io faccio l'appello, dopo la Speranza e l'anno giubilare della Speranza, certo, la Speranza è l'ultima a morire, ma io credo che sia possibile sempre vivere quando si ha un progetto ha un obiettivo, e quindi la speranza di raggiungere quell'obiettivo è la forza motrice che ci trascina diciamo in queste avventure, perché le nostre sono avventure. Dicevo prima, è scritto il mio nome, ma è davvero tutta la squadra, è l'ISRA che si fa in 4 e qualche volta in 8 per cercare come dire, di risolvere, di prendersi cura delle persone che hanno bisogno. Sembra una frase semplice, ma è una cosa straordinaria. Il cittadino che non conosce queste cose, sentirsi
accolto, abbracciato, anche quando non abbiamo delle soluzioni da dare, anche l'ascolto e la possibilità di dire vieni a parlarmene che vediamo cosa possiamo fare, è un gran aiuto che noi daremo, anche di speranza, che noi daremo ai nostri cittadini e alla nostra comunità. Senta, c'è qualche storia particolare nella sua esperienza legata a rete Alzheimer che l'ha colpita tra le tante? Beh sì, ci sono tante storie, davvero tante storie, ci sono storie di persone consapevoli e inconsapevoli che hanno partecipato ai percorsi. Siamo stati ad esempio oggetto di interesse da parte delle Iene sulla versione molto positiva. Le Iene sono entrate in modo importante nel 2019, abbiamo fatto l'Alzheimer Fest nazionale, promosso anche dal Corriere della Sera, proprio a Treviso per 3 giornate, quindi abbiamo diffuso. E le Iene che hanno partecipato a questa iniziativa sono andate per le famiglie che noi assistevamo all'interno dei nostri contesti di cura e hanno incontrato la signora Maria, il signor Giuseppe, la famiglia, che peraltro ci segue anche dopo che le persone se ne sono andate. E allora sulle attività di cura sono storie bellissime, ad esempio delle gite assieme con le persone affette da demenza, organizzando cose che si fanno assieme a Caorle, prendendo il vaporetto a Caorle e andando in piazza San Marco, e alla sera le persone felici della giornata non ricordano per cosa, ma ricordano di essersi tanto divertite. E allora noi viviamo nel momento qui e ora, cioè in questo momento vediamo di fare in modo che la tua qualità della vita, nonostante la demenza, possa essere vissuta bene. Siccome le persone affette da demenza non sempre hanno la capacità di dirti con il linguaggio, di articolare un discorso importante, e te lo dicono con un abbraccio, te lo dicono con un sorriso, te lo dicono rasserenandosi, te lo dicono anche addormentandosi tranquillamente, te lo dicono con la loro qualità della vita che come dire, che la si vede proprio quando si rappresenta. Peraltro un tema, quello della demenza, dell'Alzheimer, che è tornato poi nel dibattito a Sanremo, se ne è parlato con alcune canzoni che hanno... sì, la mamma di Cristina. È importante parlarne, che non rimanga anche lo stigma della vergogna di avere un parente che ha questo problema, no? Sì, questo è un elemento fondamentale, perché basti pensare all'uso linguistico che facciamo delle parole. Certo. Noi usiamo la parola demente per offendere una persona. È come dire sei cardiopatico. Certo. È stupido dire sei cardiopatico, è altrettanto stupido dire sei demente. Non usiamo queste parole, che sono delle vere e proprie malattie, come elemento di stigma, e suggerisco alle famiglie, noi ad esempio abbiamo dei percorsi di caffè Alzheimer nel territorio, dei laboratori di stimolazione cognitiva, collaboriamo con 14 centri di sollievo distribuiti ad esempio nell'area del Trevigiano, nell'area dell'Exuls 9, per dire, gestiti da volontari che fanno un lavoro enorme, grandissimo, e noi come ISRA andiamo, diciamo, a sostenere le parti leggermente tecniche, no? Per aiutare i volontari ad essere a loro volta bravi ad aiutare queste persone, no? È un mutuo aiuto reciproco che facciamo. E da questo punto di vista far uscire le famiglie da casa. Quando parliamo dei commercianti o parliamo delle forze dell'ordine, vogliamo dire ai commercianti e alle forze dell'ordine che ogni qualvolta si trovano di fronte a una situazione di smarrimento di una persona più o meno anziana, ecco, devono avere gli strumenti, d'accordo, non per, come dire, per stupirsi del comportamento bizzarro di quella persona, ma per andare incontro alla persona, per aiutarla anche con metodo. Non serve essere psicologi, medici, eccetera, serve però avere alcune informazioni. Faccio un esempio più banale che possa esserci. Spesso le persone con demenza hanno quelle che vengono definiti disturbi del comportamento, cioè a un certo punto manifestano delle attività, d'accordo, che possono essere lette come tali. Allora, uno dei casi, ad esempio, nel quale una persona vuole uscire a tutti i costi di casa,
d'accordo? Certo. E il familiare si frappone a questa persona, diciamo, costringendolo, no, a stare dentro casa, e la persona affetta da questo male non capisce perché il familiare si frapponga a questo suo desiderio di uscire, e ne nasce una colluttazione e un incremento della tensione e delle relazioni che fa saltare il malato e anche il familiare. Certo. Ci sono ricerche che ad esempio ci dicono di un uso di antidepressivi e, diciamo così, di sostanze calmanti da parte dei familiari, che va incrementando a seconda della durata della malattia e della tipologia della malattia. Allora noi insegniamo ai familiari che di fronte a un comportamento di questo tipo bisogna avere un atteggiamento diverso. Ad esempio si può prenderlo sotto braccio, fargli fare una passeggiata fuori casa, fargli parlare di qualcos'altro e farlo rientrare. In questa maniera, ad esempio, noi abbiamo completamente evitato un grande vulnus, diciamo così, sia nella qualità della vita, sia, immaginiamo, alle arrabbiature che all'interno di una famiglia possono svilupparsi. Ci possono essere, quindi quel metodo, insomma, che è anche semplice. Mille metodi, organizzare la certo. casa perché non sia pericolosa, certo. Essere sempre, ecco, una delle cose da dire ai familiari: non interrogate le persone affette da demenza rispetto alla memoria, perché non fate altro che mortificarli. Accompagnateli nei loro percorsi qualunque cosa loro dicano. Ogni volta che si fa il quiz alla Mike Buongiorno, non ti ricordi come ti chiami, ti ricordi tua sorella, ti ricordi questo, non facciamo altro che fargli del male. Per favore, facilitiamoli. Allora, io ringrazio davvero, il tempo è finito, ringrazio davvero Giorgio Pavan, faccio rivedere questa bellissima medaglia, importantissima medaglia, la facciamo vedere da qua. Vediamo se ci riusciamo, da qua, eccola qua, togliamo questo, eccola qua. Questa bellissima medaglia d'argento ricevuta dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con quello che è un premio a tutta l'Isra. È un premio alla squadra dell'Isra, avete sentito, non vergognatevi, è un problema sicuramente, ma che si può risolvere, è una malattia che si può comunque affrontare, ecco, se non risolvere, affrontare in un certo modo, e sicuramente non certo vergognandosi di quello che è appunto uno stato come può essere la malattia di un nostro familiare. Grazie davvero a Giorgio Pavan. Grazie per essere stato con noi, grazie al lavoro splendido che fate. Grazie ad Antena 3 e grazie a tutti coloro che ci hanno visto finora. Allora, vi lascio al meteo e poi al film The Killer Inside Me. Grazie per averci seguito, arrivederci.